Pronto? Chi è? Buonasera no, buonasera perché non sappiamo a che ora lo guardano. Benvenuti in un nuovo video. Precisamente in un nuovo Non ho stato io. Lei è sempre mia sorella. Noi siamo congiunti perché io e lei siamo usciti dalla stessa patacca. E oggi ci siamo incontrati dopo 2 mesi per fare questo nuovo Non ho stato io. No, di più. Cioè dei rancori. Vuoi dire delle cose. Ci siamo incontrati per fare il nuovo Non ho stato io. E io ho selezionato un po' di stati che mi avevate mandato negli ultimi periodi, perché non lo facciamo da un sacco di tempo. Non ho stato io. Era dai tempi più o meno. Avevo 3 anni. Avevo 3 anni io, sì. E quindi andiamo subito a leggere gli stati. Vi ricordiamo come sempre che per quanto riguarda la connessione intercellulare dovete sempre condividere e lasciare una mi piace. lasciare una mi piace. No, dovete lasciare una recensione. Cazzo, è just it. Una reazione a questo video, perché se voi lasciate la reazione a questo video il Facebook che cosa farà? Mi fai queste domande. Darà la possibilità a tutti di vedere questo video su tutte le pagine. Ma che? Poi se volete potete sempre donare a Save the Children, no? Potete donare le stelle. Le stelle. Che sono le stelle? Racconta molto velocemente. Le stelle sono dei bonus. Esatto, chiamano il bonus. Sì. Che Facebook ha messo a disposizione per chi? Per gli utenti. Per gli utenti. No. Per gli youtuber che fanno i video su YouTube. su Facebook. Quindi se voi donate le stelle noi siamo felici e soprattutto contenti. Andiamo subito a vedere insieme i stati, i pochi stati, perché non sono tantissimi, del nuovo Non ho stato io. Che già facevi il live. Vendo nuovo iPhone, ancora garanzia, scatolo, scontinuo accessori, lo cedo, passo natro, iPhone. Aspetta, ma non è ancora finito. Sto piangendo. È caduta una lacrima. Passo natro, cedo iPhone più grande, telefono nuovo, senza graffi, senza usura. L'ho pagato 340, senza graffi. Info, contattatemi. Lui l'ha pagato 340 senza graffi e lo rivende. Passonatro. Non so cosa mi ricorda. Spassionato. No, Passonatro. l'animale mi ricorda. L'anatra. Natro. Però tipo appassionato. Appassionato. Cioè il passo per il patro delle anatre. Esatto. Okay. Non credere mai. L'uomo fatte, l'uomo voi donne. No, allora, che potrebbe significare? No credere mai. L'uomo fatte l'uomo, voi donne. No, non riesco a... Nemmeno io a capire qual è il senso logico, cioè che cosa avrebbe voluto dire. Io non ho studiato a scuola perché ero riservata e volevo avere qualche soldo per me. Però stavo sempre a leggere e imparare. Si è visto? Ho fatto anche dei corsi, ma purtroppo se non hai amicizie importanti e te li porti per la pastetta, a me queste cose non piacciono. Ma in fin dei conti mi piacevano i libri di matematica e di più i libri di psicologia, capire la mente, i movimenti delle persone. E ci indovinavo sempre, fessa a me difficilmente mi ci si faceva. E adesso nemmeno come non si scherza a prendere in giro con le parole. L'unica cosa giusta che ha scritto è le parole. È psicologia. Poi la mia cugina amata da noi e mi aveva accantonato la bambola e ricordo come ora che era cresciuta e vuole. Questo è il modo in cui lo leggerebbe Google Translate. Poi è cresciuta e potrebbe essere pure vol, che magari è francese. La mia cugina amata da noi e mi aveva accantonato la bambola. Cioè l'aveva nascosto la bambola. No, non so se ho qualcosa. La mia cugina. Allora, poi la mia cugina amata da noi venne a casa nostra. Facciamo così, da noi. Poi la mia cugina amata da noi e ci è venuta a trovare. E me. Accantonato, cosa? Ah, aspetta, però amata da noi e me. Cioè da noi insieme, ma anche solo da me. Aveva accantonato la bambola. Secondo me, aspetta,
sto cercando di capire. Aveva accantonato la bambola e ricordo come ora che era cresciuta. Cioè, non gioca più con le bambole perché è cresciuta. Forse questo è il significato. Puoi trovare questa persona, voglio capire adesso. Ma scusami, e vole che vuol dire? Cioè, ha imparato a volare questa crescendo? Forse il tempo vola in questo senso. Non lo so, è troppo difficile. Se qualcuno l'ha capito, lo scriva in un commento, per favore. La sincera verità. In questo momento sto pensando che finisce presto la quarantena perché vado ad abbracciare e baciare a tutti quelli che mi stanno pensando e per togliere 2 briciole dai piedi. Lui ha le briciole nei piedi, noi sassolini. In particolare una donna. Fatemi una buona Pasqua. Cerco a poco prezzo, no perdi tempo. A qualsiasi cosa costi poco, lui la cerca, quindi andate nel mercatino dell'usato di Marano, tra l'altro, quindi se c'è qualcuno di Marano che vende a poco prezzo qualsiasi cosa, lo contatta. Fascioni con bonbon giganti da 1 anno a 14 anni. Ma perché a 14 anni dovresti... Ma perché? Ma poi hai visto questa cosa? Ma perché io non una a lo metterei. 14 anni si sa mettere sta Waller in capo così? Ma manco a 6 anni lo metterei. Siete una razza e qua, zevate e zevati. Zevate e zevati. Ha cambiato pure il sesso, quella è la cosa Sì, importante. E il secondo gatto che stamattina mi hanno buttato sotto. Sono moltissimo. Voglio... È il secondo gatto che stamattina mi hanno buttato sotto. Sto moltissimo. Voglio solo dire, tu, piezze merda, che lo hai investito, devi fare una brutta morte. Te lo auguro con tutto il cuore. Siete una merda vigliacchi sporchi. Non so chi sei, ma è il mio pensiero che muori. Anche a te porterò nel mio cuore Pallino 2. Ha chiamato il gatto Pallino. 2. Perché secondo me c'era Pallino, che è il primo. L'ha nittata sotto la mattina. Lui pomeriggio è andato a prendere un altro. Ha detto, vogliamo Pallino 2. Oh no, è morto il gatto, ne vado a prendere un altro. Oh no. Eppure sembra poco oggi 3 anni che ho iniziato questo mestiero. Poco ma intenso. Si dice breve ma intenso. No, ma poco oggi 3 anni. Eppure sembra poco. No, però perché non ci sono... Qua la punteggiatura non c'è, quindi è a libera interpretazione. Secondo me eppure sembra poco. Oggi 3 anni che ho iniziato questo mestiero. Che è la cosa più grave. Guai a chi tocca al mio cane, Escas. Il nome del cane. Ah, Escas. meglio di Pallino. 2. Perché se lo chiami Pallino ti gettano sotto, non lo chiamare. Ho tanti limoni freschi, come potrei consumarli? Si accettano tanti consigli. Cheesecake al limone. Ah, Beh, certo. Scusami, no? Scusa. Ultimo, la gente non è bugiarda e nemmeno falsa come pensi tu sei stato tu falsodal. Primo giorno che ti ho conosciuto, dal primo giorno amore a distanzati. Conveniva il signore, si cerca sempre no quando c'è di bisogno. A distanzati mi ha sconvolto. Perché non poteva dire separati a posto di dire a distanzati. Amore a distanza. Però lei intende proprio a distanziati, cioè distanziati sarebbe. Distanziati. Però perché non dire separati, allontanati? E hai cercato questa cosa complessa, distanziati. iPhone. Anche oggi è finita la puntata di Non sono stato io in quarantena edition, perché ne siamo congiunti, no? Tu sei? Noi. E io pure sono. Io sono? Il mio fratello. Ecco, quindi siamo fratelli. Se ci siamo visti è perché non ci vedevamo da 2 mesi, abbiamo fatto un video insieme, abbiamo pensato di fare un video insieme. Grazie per essere stati con noi fino alla fine. Vi ricordiamo sempre di lasciare una Mi mette in difficoltà questa cosa, no? Di fare. ancora recensione. TripAdvisor. Condivisione. No. No. Reazione, ma non puoi dire un mi piace. No, perché non si chiamano più mi piace, ma si chiamano reazioni, puoi mettere anche un cuore, che è il love, non è il like. Ok. O no? Sì, però no. E soprattutto la cosa importante è che voi dovete che devono fare con questo video Condividere. oppure Lasciare. no. No, mettere. Ta- Taggare una. Quanti amici? Tanti, tantissimi, cioè non so se c'è un limite, 4 però. Tantissimi, però 4. Grazie a tutti e noi come sempre vi diciamo Grazie a tutti. ciao.